Mario Magia, aiutami a cantare bene questa poesia. Chi è sta tua? E poco storia, non è sta mia. Frugini de parte montis. O sarri umano de stella mia, de su Montibeccio torta di Castiano, e sonda lenta sa seguita andare, commento su vento dessa vicinina. Magando de scarroppo sun diessi da fiu, e sta gialla bianca toppa corrente, stories antigas di vari canzenti, e ancora da scuotere questo loro vino. Rumini le varte montis, Sidia mi contai, de pur sordau su armano de ferro, comenta l'amico su stupadas in ferro, ruinas e mortis, venin su a seminare. Saída de navi, anche già da stavo, e accetta da si pova antacqui famiglia, o vai sul mio urti bramidas, e il nuraci nostro anche già scoccava. Gente cucurata, de Genna Maria, desta costa manna e arma torrai, focus arruei, aggiù dulceriai, daga s'accuzzai, de ogni algemia. Tallo s'accorrai, la sai sarà, o gentita trezza vagia, musi e quistesi. Pronto s'arrogai, musu puristeri, intrugiu fammiu su desgragiu sciumbau. Peus destindicavan da de monti fuius, a bove lenti, su spignau, farranca da vettas, a viso accuzzau, in ciccancionendus, verandus vesius. A titti quel prantu, oi che non solo si porta su frumini, con sacco intruata, finza sa regia, in saria mantata, se torre sau, radio e sudore. In scicca del figlio su sparesso quel canto, sa mostra devorata di orde segni, oh, trena longa, a soli morendi, veste si lorsa, di lorda su canto. Marchesa de Carlos, sapete aspettai, i sono lucidi, sa gara sfinina, o tu su perdono, santa Anastasia, figlia conosci, riga da mandai. Ca in barumeri si battano ancora, terra di Castancia sul corpo appiccato. Questa penitenzia nasa cappao in pesa marchesa di passata in sola ma da mezzanotte ammantata niente e canto saluma pari velata sagara bianca di vinti includata donna violante de padre castigo ruina sa deserta de Samavazotti testimoni affonti di sterra da tribu e francesi di sferra su dolore antico. Oh, Durtus e Moloso, Bardanza de morti. Cresi e Santo Paolo, ancora veriga, tu isola ti versa, amuro fimaso, unica di Genesi, campana scandina, posso tu dispero de vostos popolados. E un curimprano di volta suento, morre in disatriva, triste in sciollare. Esseri umano, sa tua intruara, si raccontai, si raccontai, si raccontai.
Flumine Valtemontis, di un nostro amatissimo poeta, Mario Magia. Una poesia che parla esattamente del sentimento della popolazione sarda e della popolazione di Gonno Stramazza nel percepire quello che era l'arrivo delle popolazioni straniere e l'arrivo nello specifico dei Turcus e Moros, nell'immaginare le condizioni in cui si trovava il nostro territorio, in quelle fasi cruente ed anche spaventose di come dire, integrazione e mescolanza di popoli, e appunto nel dare una impronta quasi emotiva di ciò che poi tra l'altro è anche raffigurato e scritto in uno dei pilastri del Museo Turcus e Moros, appunto relativo alle parole che compongono questa splendida poesia. Prima di iniziare il convegno e i lavori vorrei ringraziare i partecipanti e gli ospiti. Nello specifico vorrei ringraziare la mia collega, la dottoressa Antonella Corona, il sindaco di Maracalagonis. Ringrazio il professore Emilio Sola Castagno dell'Università di Alcalá de Henares, mi perdoni la pronuncia se la sbaglio, che oggi presenterà i 2 volumi degli atti del convegno internazionale tenutosi a Villa Simius e Baunei tra il 20 e il 24 settembre 2005, che riguardano le politiche e i sistemi di difesa degli stati mediterranei nella corona di Spagna in età moderna. Ringrazio il dottor Giovanni Serrei del CNR, che parlerà di spopolamento costiero a causa delle incursioni barbaresche, ponendosi un importante quesito in merito all'argomento. Ringrazio di cuore la dottoressa Maria Grazia Mele, che parlerà di qualcosa che a noi con Nostramazzesi è particolarmente caro, non fosse altro perché permane nella coscienza storica di noi abitanti di Gonostramazza, e si tratta dell'epigrafe che si trova nella chiesa di San Paolo, nel vecchio villaggio scomparso di Serzela, e delle incursioni del XVI secolo. Ringrazio il dottor Daniele Bacca, che parlerà della difesa costiera della Sardegna occidentale e nello specifico della torre di Proventoggio, e ringrazio l'architetto Ingo Merone, che presenterà il progetto Torri Multimediali. Per finire porto i saluti della professoressa Barbara Poi. Ringrazio anche il parroco Don Francesco Toveda. Si parlerà soprattutto di difesa e di sistemi e di torri costiere, e mi è piaciuta tantissimo una considerazione, e mi sono permesso di leggerla, di una parte delle relazioni del professore Emilio Sola, in cui si dice appunto che se prima le torri costiere erano il principale baluardo e simbolo di difesa di un'Europa che si chiudeva in se stessa, adesso grazie al mondo che è cambiato e ai flussi che continuano ad essere sempre più intensi fra la cultura, la comunicazione e le popolazioni, possono essere invece un elemento di apertura sempre più importante per lo sviluppo e l'ammodernamento delle nostre società. In questo senso, le politiche di difesa, il disegno e la costruzione di un sistema difensivo di territori sotto il controllo imperiale della monarchia cattolica, in questo caso nel suo periodo classico per eccellenza, presuppone un grande sforzo accentratore di demarcazione o consolidamento e controllo da un centro di un potere canalizzatore di informazioni, soldi ed energie. Il ricco patrimonio militare e difensivo è diventato un bene culturale di grande valore architettonico e ambientale, di interesse turistico generale e capace di generare nuove forme di relazione, il che presuppone in un certo senso la scomparsa definitiva di quella frontiera classica che aveva generato quel ricco patrimonio, una nuova realtà frutto del divenire storico in un mondo globale e con nuove frontiere. Alla sintesi generale sul periodo di massima violenza dei secoli del 500 e del 700 si possono aggiungere osservazioni interessanti qui e là nei differenti lavori, come il corsaro come scuola dei marinai,
l'incidenza degli scambi commerciali e delle informazioni che arrivano a allacciarsi o adattarsi ad esso, o l'inquietante realtà dei rinnegati sardi di Algeri ed Istanbul nel periodo topico della frontiera mediterranea, che possono essere interpretati come un'epopea dell'ascesa sociale, ma considerando la frontiera come ponte, non come barriera o barricata. Resta la sfida di passare attraverso le frontiere e di esportarle. Si vede come qualcosa di rigido, solido, come un dogma, allora anche le frontiere chiedono sangue. Uno può amare le frontiere se sa che sono provvisorie, altrimenti quelle stesse frontiere diventano letali. Grazie professor Emilio Stola Castagno. A riprova del fatto che le mie doti di moderatore non rasentano affatto la perfezione, anzi si allontanano nettamente da essa, io chiedo scusa alla mia collega dottoressa Antonella Corona, sindaco di Maracalaguni, dalla quale avrei dovuto cedere la parola in primis perché appunto ci portasse i saluti del suo comune, della sua amministrazione, e alla quale io rinnovo il grazie per essere qui oggi a nome della nostra amministrazione. E scuso il collega Alessio perché insomma come moderatore sta andando benissimo, poi insomma con l'emozione e il fatto che si discute di temi così importanti con relatori anche di spessore è naturale che poi possono succedere queste piccolezze. Dicevo, il libro che stiamo andando a presentare oggi, Contra Morossi Turcos, ha iniziato il suo primo percorso nel 2005 e abbiamo iniziato le presentazioni qualche giorno fa al CNR. Credo sia un onore sia per il comune di Maracalagonis ma anche per il comune di Conostra Mazza che i relatori abbiano deciso come sede per presentare questa importante opera, oserei dire a livello internazionale, considerato che nel 2005 si sono incontrati ben 40 o 50 relatori di fama internazionale, insomma tutto il Mediterraneo, dalla Spagna alla Turchia alla Tunisia, quindi è sicuramente un onore sia per me ma anche per la nostra Mazza che abbiano scelto i nostri comuni per presentare quest'opera. Devo ancora complimentarmi con il signor Dino, che ho ascoltato con molto piacere. Devo ringraziarla perché ho fatto un passo indietro quando sentivo anche mia nonna che cantava queste strofe, queste canzoni. Complimenti veramente. E nulla, quello che vi voglio dire io è che domani anche a Maracalagonis verrà presentata questa opera, quindi invito il vostro comune a partecipare. Ringrazio ancora Alessio per avermi invitata e nient'altro, passo la parola ai relatori. Grazie.